La lotteria degli scontrini, sa che cos'è? No. Non sono in molti a saperlo, ma la lotteria degli scontrini è partita ieri, voluta dal governo per incentivare i pagamenti elettronici con l'allettante idea di vincite da migliaia di euro. La lotteria prevede premi sia per i consumatori che per gli esercenti, ma non mancano le polemiche. È sicuramente un'iniziativa che tutti accoglieremo con grande volontà, l'unica cosa c'è un problema di poterla gestire adesso con tutte le difficoltà che stiamo vivendo nel quotidiano. In un momento di così grave difficoltà si vanno ad aggiungere dei costi ai negozianti che potevano essere evitati, specifica la FIPE Confcommercio. Inoltre solo il 30% degli esercenti ha fatto aggiornare il registratore di cassa con il software necessario, nonostante la proroga concessa fino a fine mese. C'è da dire che abbiamo quasi la certezza, e questo è un dato che deriva dai nostri fornitori, che vedono impossibile aggiornare tutti i nostri software, poiché siamo tantissimi, perché ci saranno circa 1.700.000, circa 2 milioni di esercizi da aggiornare in circa 30 giorni. E quindi Confesercenti lancia l'allarme e chiede di spostare il termine di almeno 6 mesi, difficile da pensare con i giochi già iniziati. Altra anomalia riguarda sempre l'esercente, che è obbligato all'adeguamento, ma non esiste una legge che gli imponga anche di acquisire il codice lotteria dei clienti. Questi ultimi però potranno fare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Non sono precisate multe e l'omissione non è sanzionata, almeno così sembra, perché non è chiaro. In una prima stesura del decreto fiscale c'erano e arrivavano fino ad un massimo di 500 euro. In ogni caso, la segnalazione del cliente sarà registrata.